Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. Salve a tutti, abbiamo con noi l'avvocato Sergio Calvetti che stasera utilizziamo per una serie di questioni. Cominciamo con una che ci sembra particolarmente importante. Intanto, avvocato, benvenuto. Grazie, direttore. Anzi, bentornato. Parliamo un pochettino, lei sta seguendo una vicenda che mette in causa, coinvolge Banca Etruria, la vecchia Banca Etruria, e UBI Banca, e che potrebbe interessare non solo le 4 banche risolte, quindi i loro soci, ma anche le banche venete con intesa. Ci può un po' fare il punto sull'antefatto? Sì, un fatto, un'ordinanza del Tribunale Penale di Frosinone in seno a un processo per bancarotta molto ma molto importante, che segna un punto estremamente favorevole per tutti gli azionisti delle banche centrali, perché il Tribunale ha determinato come responsabile e quindi come cessionaria non solo delle attività ma anche dei debiti di quelle banche che sono state appunto cedute nel caso di specie a UBI Banca, cosa che è avvenuto anche per Banca Intesa per quanto riguardano le 2 banche venete. Cioè, riassumendo per chi ci ascolta, le 4 banche del centro Italia, Banca dell'Etruria del Lazio, Banca Marche, Carichieti e Banca di Ferrara sono state prima commissariate, poi messe in liquidazione coatta amministrativa e quindi risolte. Esatto. Prima che entrasse in campo, prima che fossero risolte, UBI Banca ha acquisito per un euro 3 delle 4 banche, quindi Carife, Etruria e Banca Marche. Esattamente. Torni in ballo lei. Proprio in seno a questo trasferimento, a questa cessione delle banche ad UBI Banca, come peraltro è previsto espressamente dal testo unico bancario, oltre che dal codice civile ai sensi del 2560, la banca che acquista un'altra banca risponde di tutti i debiti che questa aveva in pancia. Nel caso di specie ci troviamo nell'ambito di un procedimento penale per bancarotta dove tra gli imputati c'è anche un funzionario di Banca Etruria del Lazio. Questo funzionario aveva in pratica fatto ottenere un finanziamento da parte di Banca Etruria a un'azienda del Frusinate che poi è andata in default, è entrata in stato di insolvenza e dove i PM hanno constatato l'esistenza di reati di bancarotta e hanno imputato. Si collega in qualche modo anche a Vicenza perché è stata acquisita poi. Sì, è stata acquisita questa società in seno ad un'operazione di concordato, quindi di procedura concorsuale, è stata acquisita da Palladio Finanziaria. Perfetto. Dopodiché, cosa succede? Gli azionisti prende in mano la questione per quanto riguarda gli azionisti danneggiati. Esatto, io tutelo come ormai per prassi gli azionisti risparmiatori che avevano investito in questa società che si chiama Cogemet di Frosinone, ma con sede operativa a Milano per quanto riguarda l'aspetto finanziario, società quotata alla Borsa Italiana. È stato avviato questo procedimento penale per bancarotta. Tra gli indagati prima e imputati poi c'è appunto questo ex funzionario di Banca Etruria che è responsabile in concorso con gli amministratori della società andata in crisi finanziaria, in insolvenza, di aver ulteriormente posto in essere fatti illeciti da portare ancora il maggiore indebitamento della società a danno dei creditori. Fatti illeciti commessi dalla vecchia Banca Etruria, nel frattempo rilevata da UBI. Esattamente. Lei cosa ha chiesto al giudice? Noi ci siamo costituiti parte civile e abbiamo chiesto al Tribunale che facesse entrare nel processo come responsabile civile UBI Banca. I passaggi: ex dipendente funzionario di Banca Etruria. Noi sappiamo che ai sensi del 2049 del codice civile l'ente titolare del dipendente risponde per tutti i fatti illeciti commessi dal dipendente e quindi questo è il primo passaggio di responsabilità in capo a livello civilistico in capo a Banca Etruria del Lazio. Successivamente, ai sensi dell'articolo 2560 e 38 del testo unico bancario,
i debiti che sono in capo alla ceduta passano in capo alla cessionaria, ed ecco che il Tribunale di Frosinone ha accolto la nostra istanza e ritenuto responsabile civile in seno al processo penale UbiBanca, che a questo punto deve rispondere dei danni provocati dalla vecchia gestione, e quindi in concorso anche di Banca Etruria e oggi UbiBanca, nei confronti degli azionisti che io tutelo. UbiBanca avrà eccepito che lei ha acquisito la nuova Banca Etruria e non la vecchia Banca Etruria. Sì, ecco, qui entriamo già nella differenziazione tra le cessioni che sono intervenute in favore di UbiBanca per le 3 banche dell'Italia centrale e quelle delle Venete che sono passate in Banca Intesa. Nel primo caso il governo Renzi si è sostanzialmente dimenticato di creare quello sbarramento che consente agli azionisti delle banche, di Banca Etruria, Banca di Ferrara, Banca Marche, di potersi rivolgere a Ubi oggi, cosa che invece ha fatto puntualmente con Gentiloni nel drammatico giugno del 2017, 25 giugno del 2017, con il famoso decreto numero 99, che ha creato appunto uno sbarramento che impedisce agli azionisti, cioè impedisce fino a prova contraria. Ci tengo a sottolinearlo perché il professor Falcon, che con noi ha affrontato il problema della costituzionalità di questa norma, ha fatto un parere estremamente importante e che sarà, riteniamo, determinante nel giudizio civile che stiamo avviando proprio nei confronti di Banca Intesa, per consentire agli azionisti, ai risparmiatori e agli obbligazionisti di essere integralmente risarciti per quei danni che le 2 banche venete hanno creato appunto ai propri risparmiatori. Quindi questa ordinanza emessa a Frosinone sicuramente tornerà utile assolutamente. Ai soci di quelle banche, poi di riflesso, oltre che all'avvertenza specifica. Certo, intanto è utilissima perché i risparmiatori di Banca Marche, Carichieti e Banca Etruria sappiano che c'è un tribunale che ha approfondito molto bene il tema e ha dichiarato che vi è veicolazione dei debiti dalle banche cedute alla banca cessionaria. Poi si riapre appunto quello che noi da un anno sosteniamo, e cioè che non si può fare una disparità di trattamento tra creditori, e quindi ammettere che creditrici delle altre banche possono essere risarcite da Banca Intesa, mentre i piccoli risparmiatori, che anch'essi sono creditori ancorché postergati per quanto riguarda il capitale, non debbano trovare la stessa soluzione, e su questo ci batteremo. E ci terremo informati. Assolutamente. Io la ringrazio e alla prossima occasione. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più.